È iniziato con un lungo applauso a Silvio Berlusconi la convention di Forza Italia organizzata al Teatro Politeama a Palermo dal gruppo parlamentare all'Assemblea siciliana. Sul maxi schermo è stato trasmesso un contributo video con le immagini di repertorio di Silvio Berlusconi che ha parlato del valore del partito in Italia. Dopo i saluti del sindaco Lagalla, a parlare per primo è stato il capogruppo degli Azzurri Stefano Pellegrino e in prima fila il presidente della regione Schifani e il coordinatore Marcello Caruso, gli assessori e la classe dirigente del partito. È presente anche l'ex leader del Movimento 5 Stelle in Sicilia, Giancarlo Cancellieri, che nei giorni scorsi ha abbandonato il movimento alla convention di Forza Italia in corso appunto a Palermo. Cancellieri seduto in seconda fila dietro al presidente della regione Schifani. Per l'ex viceministro e sottosegretario alle infrastrutture nel governo Conte Draghi si profila l'ingresso nel partito di Silvio Berlusconi. Ci siamo confrontati per rivedere quell'accordo fatto dall'amico Nello Musumeci anni fa per poter ottenere uno spalmamento di debiti nascenti dal governo Crocetta, perché se non avrebbero messo in crisi quel governo e la Sicilia. Bene, in quell'accordo, giusto secondo me naturalmente, che ci ha consentito di uscire dal tunnel, ci hanno dato i compiti a casa. Tra i compiti a casa c'era il blocco dei concorsi. Abbiamo chiesto in quell'incontro al ministro Giorgetti, dimostrando come i nostri conti vadano migliorando e vada riducendosi sempre di più il disavanzo in maniera virtuosa e graduale e costante, però abbiamo chiesto di sbloccare i concorsi. Ci hanno detto che daranno risposte, ma siamo fiduciosi perché l'approccio è stato estremamente positivo, perché il governo sta capendo che noi stiamo facendo bene i compiti a casa. È una burocrazia però che va non solo rimodulata e implementata, ma è una burocrazia per la quale io mi batterò perché possano esistere anche processi di turnazione. E con ciò non voglio dire che voglio penalizzare X o Y, però quando in un ruolo si sta troppo a lungo non è bene. Io non capisco perché a livello di controllo del territorio i questori, che rispetto, i prefetti, che rispetto, hanno delle regole interne apprezzabili, di trasparenza. Dopo 3-4 anni girano, lo sappiamo, girano i prefetti, girano i questori, ed è bene, ed è positivo, e vengono questori, prefetti animati da altro spirito, però sono una novità, che possono guardare un problema in maniera diversa rispetto al predecessore, ma questo è, diciamo, dialettica costruttiva del territorio. Non capisco perché questo non possa succedere in regione, non capisco perché. Abbiamo delle norme interne che prevedono come disposizione anticorruzione la rotazione, ma io non voglio avvicinarmi a questo problema pensando alla corruzione, non voglio pensare male del dirigente che se sta troppo lì si fa corrompere, no, io ritengo che sia giusto, anche per creare spiriti emulativi maggiori da parte degli stessi dirigenti, di mettersi in discussione su altre pratiche, su altri settori della pubblica amministrazione. E questo ci stiamo cominciando ad interessare, perché secondo me è necessario. Presidente, mi perdoni, ma abbiamo forse il ministro Tajani in collegamento. Se mi danno conforto dalla Antonio, regia. questa è la nostra sorpresa. Eccolo. Caro Renato, un abbraccio, complimenti per organizzare una cosa straordinaria. Come stai lavorando benissimo come Presidente della Regione, abbiamo scommesso ancora una volta su di te, hai dimostrato di essere un grandissimo Presidente della Regione Sicilia, della tua terra, come sei stato un bravissimo Presidente, grandi sacrifici, e noi dobbiamo essere grati a questa gente di Sicilia per tutto quello che fa, per come collabora, anche per la dimostrazione di ospitalità. Noi siamo fortemente impegnati per ridurre i flussi migratori irregolari, siamo impegnati con una strategia anche a lungo termine, stiamo lavorando molto con la Tunisia e i paesi africani per cercare di ridurre i flussi migratori, perché ci rendiamo conto che a volte l'isola di Lampedusa arriva al collasso e questo non è assolutamente giusto, perché poi tutti questi migranti vogliono andare in Germania o in Finlandia. Da questo punto di vista potete contare sulla nostra solidarietà, potrei contare sulla solidarietà mia e di tutti quanti i ministri di Forza Italia, che sono tuoi amici personali, ma sono amici della Sicilia.